non lo sei tu, no? Presidente Sassozio Nurnet, libero professionista, geometra consulente sul servizio di ingegneria. È un usato pratico che ha realizzato il progetto Nurnet, che ha ideato il progetto Nurnet, convinto di essere utile per la cultura e l'economia della Sardegna. Nella installazione sua lo paesaggio archeologico e verde da provare, camminare in tutta Sardegna come topografo. Forse esperienza mi ha sposta a tornare a fare, su magari apparizzato in treno rurale o serente salone italiana, l'hanno fatto essere una vocazione politica, provusto su un momento, e da voi ha trasmesso a suo progetto Nurnet, provusto in su un'area che remore negomente un eroe esatto. Sul titolo della serata è 3 anni su Nurnet, esperienza se positiva del suo progetto. Io cercherò di parlare il meno possibile, perché chi parlerà dopo dirà delle cose, a mio avviso, molto più importanti delle mie. Il progetto Nurnet, quella che vedete proiettata al muro, è un manifesto che adesso abbiamo dato alle stampe, che non è nient'altro che la mosaicatura, un insieme di tante immagini zoomate dal nostro geoportale. E poi vi dirò cos'è. Ed è, a mio avviso, l'immagine di cui Danilo e altri hanno denunciato l'assenza, cioè l'immagine della enormità dei volumi delle costruzioni della civiltà nuragica. Il progetto Nurnet cos'è? Sono un gruppo di amici che, convinti della necessità di dare maggiore risalto, maggiore importanza alla civiltà nuragica, alle civiltà preistoriche della Sardegna, si sono riuniti in associazione, in una fondazione, per portare avanti un progetto. Questo progetto parte da un presupposto, che la civiltà nuragica è unica e che l'unicità nei mercati turistici ma anche culturali internazionali è fondamentale, è l'unica cosa che ti può dare quel valore aggiunto di cui la Sardegna avrebbe tanto bisogno, l'unica cosa che potrebbe dare slancio alle nostre economie e lavoro ai sardi. Quindi consci dell'assenza di questa immagine d'insieme, abbiamo creato il geoportale. Se c'è internet posso anche farlo vedere, non c'è. Il geoportale che cos'è? È fondamentalmente uno strumento digitale che consente di avere come Google Earth una copertura, si chiama così, un livello soprastante l'immagine satellitare che si può zoomare come si vuole, dove tutti i monumenti preistorici della Sardegna sono riportati con una icona tematica a seconda della categoria che ne è stata assegnata ed è collegato a un archivio con delle schede che ne descrivono il tutto. Allora, siccome questa impresa, a nostro avviso, era grandiosa, comportava la presenza di risorse eccezionali, risorse di lavoro, risorse economiche che noi non avevamo, abbiamo pensato di chiamare i sardi a scrivere questo archivio in maniera anche popolare, se si vuole, certamente non accademica, perché le moderne tecniche digitali, social network, i vari Facebook, Google, oggi consentono di fare delle costruzioni culturali grandiose con l'apporto di tutti. Certo, poi siamo stati criticati in maniera anche feroce, in maniera a volte anche illegale, per questa nostra volontà, lo dico fra virgolette, di scavalcare l'Accademia. In realtà questa volontà non c'è mai stata assolutamente, c'è stata solo un atto d'amore, diciamo così, verso la Sardegna e verso ciò che mancava, sempre con la richiesta della collaborazione di tutti. Noi siamo sempre stati aperti alla collaborazione di tutti, spesso non l'abbiamo trovata, ma questo è un altro discorso, spero la troveremo più in là. Allora,
cosa abbiamo fatto fondamentalmente? Abbiamo chiesto ai sardi di aprire, ai sardi, agli appassionati, quindi abbiamo anche molti continentali appassionati e anche molti di Sister House, emigrati sardi appassionati che desiderosi di descrivere il loro paesaggio, il paesaggio del paese da cui originano. Per esempio la pagina di Dorianova, ma anche altre, è stata completamente compilata da un giovane emigrato in Olanda. E se andrete a vederla, Dorianova archeologica, vedrete che lui ha censito praticamente tutti i monumenti in quella zona, non solo. Se andate a vedere sul geoportale vedrete che allora, i monumenti rossi sono in qualche modo censiti, in qualche misura censiti, quelli grigi no. Vedete, Dorianova, e lui ha compilato molto, così come è compilato moltissimo nel Sinis, grazie ad Alessandro Pilia che è seduto lì dietro, che è un escursionista, un appassionato anche lui, un geometra come me, un topografo come me. Sta trascorrendo gli ultimi decenni della sua vita a girare la Sardegna in bicicletta, sempre a fotografare, divulgare, perché poi li pubblica su Facebook, non solo nuraghi dell'Usdejana su altro, ma anche piante, fiori, fa un lavoro bellissimo Alessandro. Ci ha dato una mano e come vedete quei 120 nuraghi di cui parlava Danilo nel Sinis qui sono indicati. Erano anche fotografati, ma purtroppo le foto le abbiamo perse, o meglio si è perso il collegamento con le foto, perché erano foto pubblicate su Facebook e siccome Facebook fa girare il server di continuo, il collegamento è andato perduto. Adesso il futuro, cosa farà Nurnet nel futuro, se sopravviverà, perché non è detto, perché ci vuole un lavoro pazzesco per tenerla in piedi. Noi abbiamo un paio di progetti a cui sicuramente chiameremo anche Danilo a collaborare. Danilo dove è andato? Come dirà adesso Caterini Fiorenzo, vedrete che la storia sarda, volutamente o meno, poi questo andrà visto, è stata in qualche misura oscurata, ed è oscurata anche nei libri scolastici, per cui voi nei vostri libri la storia sarda non ce l'avete, avete una paginetta anche mal scritta, a volte sono delle fesserie bestiali scritte sulla storia sarda. Questa carenza va corretta e per correggerla occorre un lavoro anche qui bestiale, un lavoro di relazione, lavoro anche politico, perché prima di tutto ci vuole una volontà in questo senso, una volontà accademica ma anche una volontà economica, politica, eccetera. Questa carenza esiste anche a livello accademico, perché giustamente di nuraghi, di archeologia non si occupano solo gli archeologi, ma gli architetti si occupano della storia e dell'architettura. Allora se tu chiami Marco Cadini, docente di storia dell'architettura a Cagliari, ti dirà, come ha detto a me, che in facoltà di architettura non sanno come costruire un nuraghe. Oggi un nuraghe non sarebbero in grado di ricostruirlo perché nessuno, università di Cagliari, ingegneria, architettura, ha mai fatto questi studi. Allora noi vorremmo, con l'aiuto anche tuo Danilo, con Marco, stiamo contattando il professor Manner, dimostrare questa carenza e compiere delle azioni perché anche a questi livelli superiori entri l'architettura nuragica, si studi l'architettura nuragica. Un'altra cosa che vorremmo fare, e concludo, perché il lavoro fatto con il geoportale non vada perduto, è la realizzazione di una mediateca. Noi in questi anni con Nurnet abbiamo avuto un afflusso di fotografie dal pubblico, ma ancora oggi su tante altre pagine tenute da altri appassionati ci sono decine e decine di migliaia di foto che arrivano, le guardiamo, mettiamo il mi piace, ma poi vengono perdute, non sono ordinate. Allora il geoportale è uno strumento perfetto
per ordinare le foto, perché le georeferenzia. Noi pensavamo di fare con uno strumento parallelo, però collegato al geoportale, una mediateca dove gli archivi fossero ordinati per comuni e per monumenti, e dove semplicemente con un clic ci fosse la possibilità di passare dalla foto al geoportale e viceversa. È un lavoro che costa tantissimo, non so se lo faremo, vediamo, ci proveremo. Per esempio Alessandro ci darà i suoi archivi, noi abbiamo già 7000 foto in qualche modo catalogate, il CRS4, che è il centro di ricerca regionale, continuerà a darci una mano, perché il geoportale l'hanno fatto loro, ci daranno una mano forse a fare anche la mediateca. L'ideale sarebbe mettere il tutto in un progetto di ricerca o un po' europeo di Horizon 2020 e trovare anche i fondi per far lavorare le persone per fare tutto ciò. Beh, io ho detto tutto, vi ringrazio.